Dalle vie social alle vie legali, il video virale della donna nigeriana attaccata al cofano di un'auto che percorre via Venezia potrebbe approdare in tribunale. La signora africana infatti attraverso il suo consulente infortunistico presenterà una querela per lesioni lievi contro la donna che dopo la constatazione amichevole ha ingranato la marcia e l'ha caricata sul cofano. Abrasioni ed escoriazioni per essere rimasta attaccata per una prognosi di 5 giorni. No, anche io vai lavoro. Una scena ripresa da più angolature, dall'alto quella fatta da un residente della Stanga a quella della donna nigeriana che riesce a immortalare tutto rimanendo appesa alla macchina. Lei non è matta. Tu vai con lei sopra la macchina di... Sì. E tu vai? Ma tu vai? Cazzo, devi stare attaccata sulla macchina. Lei infatti è che mia macchina... Ma no, non è così. Fermare l'aspirazione. Fermare l'aspirazione. Lei ha detto no. La signora nigeriana sarebbe stata urtata lateralmente mentre percorreva via Tommaseo in auto. Le due donne si erano poi fermate in via Turazza per la constatazione amichevole che però la signora alla guida dell'altro mezzo non ha voluto finire di completare. A suo dire si sarebbe sentita minacciata dalla donna nigeriana e sarebbe salita in macchina. Le urla di altri automobilisti del benzinaio l'hanno convinta a fermarsi solo dopo parecchi metri. E tu vai? Ma tu vai?